E oggi abbiamo il piacere di inaugurare questa sede che finalmente ci permetterà di svolgere diverse attività oltre a quelle che già svolgevamo nella precedente sede ospitati presso lo SPI CGIL. Qui abbiamo la possibilità quindi di svolgere delle attività per la cittadinanza, sia culturali, sia di aggregazione, di socializzazione. Faremo dei corsi, in particolare in programma c'è il corso per l'uso dello smartphone per avvicinare di più gli anziani al digitale, quindi poter utilizzare di tutti i servizi che questo permette. Stiamo facendo dei corsi per il potenziamento della memoria, perché comunque l'associazione si rivolge prevalentemente alla popolazione anziana e di conseguenza questo può essere uno delle attività di prevenzione proprio per il decadimento cognitivo. Abbiamo continuato a fare, continueremo a fare altre attività tipo visite culturali, visite a musei, qualche gita anche in qualche città d'arte, perché comunque la cultura aiuta a mantenere attivi e continua anche a stimolare la crescita culturale delle persone. Faremo, oltre al servizio di trasporto che già viene fatto da molto tempo, anche gestiamo un centro sollievo per le persone con decadimento cognitivo. Facciamo delle attività sportive, tra parentesi, cioè 2 cicli di acqua gin in piscina termale a Montegrotto, sempre per le persone over 60. Ci auguriamo di poter continuare sempre con una nuova offerta per la popolazione anziana, sia abile ma anche per quella più in difficoltà.